Buongiorno a tutti, benvenuti, ben ritrovati. È il primo appuntamento promosso dall'Agenda Digitale nel 2025. Ci eravamo ritrovati qua fine novembre, anzi forse era i primi giorni di dicembre, per fare un approfondimento di 2 giorni su tutto il tema dei dati, dell'importanza della gestione dei dati. Oggi ripartiamo con un altro appuntamento rigorosamente in presenza. E ormai la modalità ibrida la gestiamo poco, ma ci piace vederci, anche perché oggi è una giornata con un duplice scopo: fare il punto un po' delle nostre iniziative, ma soprattutto lavorare assieme a voi per costruire assieme le nuove linee del nuovo piano triennale che ogni pubblica amministrazione deve realizzare. La giornata inizia adesso, finisce poi verso le 12:30, quindi 2 ore e mezza di lavoro intenso, ma poi staremo anche un po' assieme per scambiarci opinioni, idee e magari capire anche come continuare le attività nel 2025. Lascio la parola all'assessore Calzavara, assessore all'Agenda Digitale del Veneto, che per i saluti introduttivi e un po' di contestualizzazione anche sull'evoluzione futura. Grazie, buongiorno a tutti e vi ringrazio per essere tornati qui a parlare di digitale, di trasformazione della pubblica amministrazione, di poter utilizzare tutti i futuri strumenti tecnologici che ci saranno messi a disposizione per cercare di migliorare la qualità delle risposte nei confronti dei cittadini, delle imprese. Credo che sia il compito della pubblica amministrazione utilizzare quello che oggi e che poi vedremo domani, perché credo che siamo tutti consapevoli dell'accelerazione da questo punto di vista dell'innovazione nel mondo digitale, che si rischia in alcuni casi di fare delle scelte che poi vengono superate immediatamente da un'accelerazione di innovazione e che quindi devi trovare un'amministrazione regionale che poi si relaziona con quella comunale, capace di utilizzare al meglio le risorse che ci vengono messe a disposizione, che non sono moltissime e che in alcuni casi, insomma, come dirò, hanno avuto anche un po' di dispersione. Ringrazio tutti i partecipanti per essere intervenuti ai lavori di questa giornata particolarmente importante. Infatti oggi si compie la fase conclusiva di un processo di condivisione con il territorio che ci ha visti impegnati nel corso dell'intero anno scorso, in numerosi momenti di confronto sul tema della trasformazione digitale della pubblica amministrazione. Anche oggi registriamo una nutrita presenza di colleghi di numerosi enti del nostro territorio, a dimostrazione che la volontà di Regione del Veneto di costruire le nostre strategie sulla base di un confronto continuo con gli attori principali dei processi di trasformazione digitale del territorio non solo è un percorso apprezzato, ma dimostra come sia la strada più corretta per incidere concretamente nella complessa organizzazione del sistema degli enti locali. Noi riteniamo, così come abbiamo cercato di fare anche in altri ambiti, che la componente dell'ascolto e della condivisione e della costruzione di processi innovativi sia fondamentale. Pensare che ci sia una regione che decida e che imponga anche determinate scelte rischia di andare a compromettere un percorso di reale condivisione e di costruzione di un processo di trasformazione. Lo abbiamo visto in altri settori della pubblica amministrazione, riuscire a creare le condizioni di creare processi di bottom up, cioè di far crescere da sotto le idee, i bisogni di territori che sono anche molto diversi nel nostro Veneto. È difficile mettere assieme la Lessinia con Portoviro, Annone Veneto con l'ultimo comune della provincia di Verona. Bisogna cercare di avere la capacità di ascoltare i territori, di comprendere anche realtà territoriali che magari nel corso degli anni hanno sviluppato anche una propria autonomia e hanno avuto la capacità di dare delle risposte ai loro territori, cercare attraverso una regia complessiva di utilizzare al meglio le intelligenze e le competenze che si sono sviluppate nel corso di questi anni. Le linee guida per la redazione del piano triennale della pubblica amministrazione sono quindi uno strumento realizzato grazie al contributo di numerosi soggetti non solo pubblici. Lo scopo è di mettere a disposizione dei decisori uno strumento per coordinare la programmazione digitale nel nostro territorio, fornendo indicazioni utili alle scelte di ciascuna amministrazione. A questo proposito ringrazio anche le aziende ICT che hanno dato il loro contributo alla realizzazione di questo documento e che oggi sono presenti ai lavori di questa giornata.
Ci teniamo a sottolineare come sia fondamentale per la Regione del Veneto promuovere un costante confronto con il mercato allo scopo di affiancare le nostre amministrazioni nel percorso di cambiamento e di introduzione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Crediamo che le aziende ICT siano un fattore abilitante per costruire un nuovo e più efficace ruolo della pubblica amministrazione come erogatori di servizi sempre più semplici ed efficaci nei confronti del cittadino. La peculiarità della nostra regione di non disporre di una società in-house rende il ruolo del mercato ancora più centrale e per noi fondamentale. Ecco, questo è un passaggio credo importante perché definisce anche quello che è il ruolo della regione del Veneto. Al tempo è stata fatta una scelta, quella di non avere una società che si occupasse totalmente di digitale, a differenza di regioni simili alla nostra, e si è invece cercato di sviluppare all'interno delle professionalità una struttura che poi ha visto nel corso degli ultimi anni rafforzarsi in termini di competenze. E oggi io credo che la triade, che oggi ne manca un terzo di questa triade che governa i processi di trasformazione del digitale, capitanata dal dottor Borgo, e poi col dottor De Pietro, con l'ingegnere Barichello e con la supervisione del dottor Masullo. Questa è la struttura che la Regione dal punto di vista del suo organico, che è quello che poi continuerà, perché poi i presidenti, gli assessori passano, insomma lo sapete bene voi, insomma credo che gran parte di voi hanno visto qualche sindaco e qualche assessore passare, ma credo che l'importante sia quello di avere una struttura che abbia le competenze, al di là delle sensibilità della politica, ma abbia le competenze e la visione per continuare un processo di trasformazione, di aggiornamento e cercare anche di essere particolarmente innovativi, con quello spirito competitivo che contraddistingue il Veneto, di cercare di essere tra le migliori regioni in termini di innovazione di ICT. Questo non è facile, perché nel momento in cui non hai l'autonomia che potrebbe darci una società fuori dallo schema della pubblica amministrazione, anche soltanto pensate in termini retributivi. Chi si occupa di digitale è di un digitale avanzato, è particolarmente apprezzato oggi sul mercato del lavoro, e la pubblica amministrazione ha dei tetti che ci impedisce delle volte, oltre quello che è previsto dalla pianta organica, ma anche dal punto di vista retributivo, ci impedisce di poter avvalersi di figure che potrebbero essere o potrebbero iniziare un percorso all'interno della pubblica amministrazione per crescere poi durante gli anni. Insomma, questo è un tema sul quale dovremo fare delle riflessioni, perché se un settore importante e strategico come quello dell'ICT all'interno di una regione importante come la nostra è vero, deve essere messo nelle condizioni di avere il meglio possibile dal punto di vista professionale. Non ci possono, dobbiamo avere capacità di attrazione nei confronti della pubblica amministrazione che siano comparabili a quelli del mercato, perché sennò si rischia che le menti migliori vadano giustamente nel mercato, trovano un'adeguata retribuzione e la pubblica amministrazione arranca. E questo è un problema serio, dove in futuro bisogna, su questo settore specifico dovremo inevitabilmente fare delle riflessioni importanti. Dall'altra, quello che, non avendo appunto questo ruolo, la collaborazione con le principali aziende che si occupano di questo settore ci permette di essere estremamente contemporanei nel capire anche quello che sta succedendo, no? Quindi il mercato ti propone anche soluzioni innovative, ti propone di fare delle scelte anche dal punto di vista proprio strutturale di quello che pensiamo possa essere l'organizzazione della regione nel corso dei prossimi anni. Penso a quei famosi cruscotti digitali per cercare di controllare sempre di più qual è il processo di attuazione dei programmi di governo di una regione piuttosto di un comune, che sono un elemento centrale per chi si occupa di amministrazione quotidiana, no? Al sindaco, che voi
rappresentate più di qualcuno, mi pare di capire. Piacerebbe avere ogni mattina un cruscotto che gli dica rispetto agli obiettivi che si è dato dove e a che punto siamo e dove ci sono delle criticità. E questo è qualcosa che ci piacerebbe portare avanti per mettere poi a disposizione queste piattaforme alle amministrazioni, perché credo che questo poi sia il ruolo della Regione. Insomma, poi sul PNR magari ci fermiamo un attimo. Insomma. Nel corso dei lavori di questa giornata discuteremo di alcune azioni proposte nell'ambito della programmazione PR-FRES 21-27, progettate individuando un preciso ruolo per le aziende ICT e in particolare per quelle che operano a fianco degli enti del nostro territorio. Questa è dimostrazione fattiva della nostra volontà di pensare alle aziende del mercato come partner fondamentali per l'innovazione nel nostro territorio. Il Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza ha sicuramente rappresentato un'occasione straordinaria per rinnovare le nostre amministrazioni pubbliche, fornendo un'importante accelerazione ai processi di trasformazione nel nostro territorio. Anche per quanto riguarda il digitale abbiamo potuto realizzare numerose azioni di miglioramento, pensiamo ai centri di facilitazione, e molte risorse date al territorio che tuttavia non sempre hanno inciso con profondità, in particolare nella capacità dei nostri enti di offrire servizi digitali. Anzi, in alcuni casi il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza si è inserito in politiche di trasformazione digitale già in corso di attuazione in maniera non sempre coerente e coordinata. Per questi motivi le azioni che oggi approfondiremo ancora una volta hanno l'obiettivo di intervenire in maniera particolare in questo contesto, correggendo per quanto possibile alcune disarmonie e recuperare di conseguenza un percorso di trasformazione digitale più coerente e coordinato. Lo abbiamo sempre detto dal momento in cui abbiamo visto come il governo voleva utilizzare le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che quell'impostazione era per noi non coerente rispetto agli obiettivi che si erano prefissati. Insomma, se quelle risorse dovevano servire ad aumentare la capacità da parte degli enti locali di dare delle risposte ai cittadini attraverso strumenti digitali, non riuscire a capire che le regioni potevano essere il reale hub di organizzazione dal punto di vista delle piattaforme che si andranno a utilizzare in futuro per facilitare la vita dei cittadini, e lasciare gli interventi ai singoli comuni, ognuno in maniera assolutamente autonoma e insomma anche rispettosa delle autonomie locali, e decidere cosa fare o cosa non fare. Non era il percorso giusto, e ci troveremo nel 2026 anzi nel 2027, perché fino al 2026 magari ci saranno ancora i soldi del PNR, ci troveremo nel 2027 con non una grande rivoluzione digitale nella pubblica amministrazione. Forse ognuno avrà fatto un sito più bello, avrà qualche informazione di più, avrà qualche fotografia migliore nel proprio sito, il sindaco sarà contento, ma non ho la sensazione che questo strumento e queste risorse abbiano creato le condizioni affinché ci potesse essere quella relazione tra enti e regione per avere quello che oggi è la vera ricchezza, la capacità di avere dati, di far sì che queste piattaforme abilitanti potessero convergere in grandi momenti di raccolta di dati, e quei dati essere interpretati e messi a disposizione. Questo credo dovesse essere il vero obiettivo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per quanto riguarda la pubblica amministrazione. Adesso stiamo cercando, insomma, con difficoltà, di recuperare un po' di risorse e cercare di arrivare a questo tipo di risultato. È chiaro che dopo ci si accontenta di quello che arriva, e quindi ben vengano le 250 palestre digitali, che non possiamo più chiamarle palestre digitali perché sennò qualcuno si offende, quindi dobbiamo chiamarli centri di facilitazione, insomma, barzellette tipicamente italiane, insomma, però vabbè, insomma, l'importante è arrivare all'obiettivo, che è quello, insomma, di cercare di far sì che sempre più cittadini del Veneto abbiano facilità di utilizzo degli strumenti digitali che mettiamo a disposizione. Oggi quindi concludiamo il percorso di condivisione del documento laboratorio di condivisione linee guide regionali per il piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, del PNR al PRRS
FSR 21-27. Vi ricordo che nel FES 21-27 la Regione del Veneto, rispetto alla precedente programmazione che era 2014-2020, da 1 miliardo siamo andati a 2 miliardi. 1 miliardo per il sociale e 1 miliardo per gli altri iniziative che fanno capo alla programmazione della Regione del Veneto. Un po' di risorse le abbiamo dedicate anche al digitale, e quindi nel corso di questo anno in particolar modo, dove anche il processo di trasformazione che abbiamo dovuto attuare per Veneto Sviluppo e Veneto Innovazione ci permetterà di avere finalmente queste due società, in particolar modo Veneto Innovazione, che parla di finanza agevolata, pienamente operativa, e quindi sarà l'anno di accelerazione dell'utilizzo dei fondi della programmazione europea, dove la Regione del Veneto compartecipa nel corso del 2025 per 140 milioni di euro. Successivamente, entro la prima metà di febbraio, convocherò la consulta per l'innovazione per la definitiva approvazione delle linee guida attraverso il contributo finale degli amministratori del nostro territorio. Saremo di conseguenza impegnati nelle fasi di realizzazione delle azioni cantierate, ed è per questo che, salutandovi, vi ringrazio per l'impegno profuso, ma soprattutto per quanto di importante sapremo realizzare da qui in avanti, cercando, insomma, da qui appunto alla fine legislatura, di avere un bilancio di mandato che mi permetta di raccontare un Veneto che rispetto a 5 anni fa si è migliorato dal punto di vista digitale. Grazie a tutti e buon lavoro. Grazie all'assessore Calzavara, che ha specificato molto bene gli obiettivi dell'incontro di oggi e li ha contestualizzati con la strategia regionale. Mozione d'ordine: ci sono dei posti liberi in prima fila, quindi se qualcuno in fondo, invece che stare in piedi, vuole sedersi, c'è ancora disponibilità. E vi porto le scuse del dottor Rabicavoli, direttore di ANCI Veneto, che purtroppo non può essere qua, ma mi ha pregato di darvi 3 concetti. Io provo a sintetizzarli, lo farò sicuramente male, in maniera impropria, però me ne assumo la responsabilità, però in qualche modo sono molto in linea con quello che diceva l'assessore Calzavara. Il primo concetto che voleva trasmettervi è questo della governance. Non esiste trasformazione digitale senza una governance unitaria. ANCI Veneto, Regione Veneto in questo caso hanno una stretta collaborazione, ma c'è questa governance che prende forma in questi momenti operativi, in questo percorso operativo come oggi, ma prende forma anche con questo organismo che è citato prima anche dall'assessore, la Consulta per l'innovazione digitale, che è presieduta dall'assessore Calzavara, dove c'è il presidente di ANCI Veneto e ci sono tutti gli assessori dei comuni capoluogo, e che ha il compito, assieme a tutto il territorio, di in qualche modo di definire e programmare la trasformazione digitale del territorio. Quindi c'è un bisogno di governance unitaria, c'è bisogno di competenze. Anche ieri il dottor Rabicavoli ha fatto un articolo proprio sul tema delle competenze dei giovani, della capacità di attrarre i giovani nei comuni del Veneto, e quindi ancora di più giovani con competenze digitali, proprio per i motivi della retribuzione, del posizionamento, della magari difficoltà di muoversi in un Veneto che non sempre è accessibile se non con l'automobile, rendono molto faticoso per i comuni attrezzarsi ad accogliere ed essere attrattivi. Terzo aspetto, ma in qualche modo perfettamente in linea con quello che diceva Calzavara, l'assessore Calzavara, è il post PNRR, che è un tema su cui dobbiamo incominciare a discutere. Abbiamo già fatto, oggi iniziamo a discuterne ovviamente. Le azioni del PRFESR sono azioni importanti. Lui mi premeva di sottolineare il tema che poi questo è più cruciale soprattutto per i comuni piccoli. In Veneto ne abbiamo più di 300 sotto i 5.000 abitanti, quindi i grandi comuni anche loro avranno sicuramente le loro tematiche, però i comuni di minori dimensioni sicuramente dovranno affrontare il tema del post PNRR in maniera coesa, e sicuramente guardano la regione come a un partner importante per realizzare e capire quindi questo futuro. Questi erano un po' i 3 concetti che mi ha in qualche modo chiesto di trasmettervi. Passerei a questo punto la parola al dottor Borgo, che ci presenta nel dettaglio la giornata odierna e anche come abbiamo lavorato in senso veramente molto esteso, perché il percorso è partito diversi mesi fa, per arrivare oggi alla chiusura di questo percorso sulle linee guida del nuovo piano triennale della pubblica amministrazione. A te, Delfo. Grazie Luca, e ringrazio anche l'assessore della sua introduzione. A me il compito di introdurre in realtà quello che è il cuore fondamentalmente di questa giornata, che sono i tavoli di confronto che poi porteranno
alla chiusura di queste linee guida per il piano triennale di informatica della pubblica amministrazione. Partirei in realtà da quelle sono state le basi sui quali abbiamo iniziato a costruire anche queste linee guida, che sono i 3 nostri principali cardini sui quali ci orientiamo e ci facciamo anche guidare, partendo un po' da questo quadro strategico multilivello che parte chiaramente dalla bussola digitale 2030, che pone proprio come strategia europea il fatto di trasformare l'Europa in un leader digitale, che si basa fondamentalmente su 4 quelle dimensioni che vediamo: le competenze, infrastrutture, digitalizzazione delle imprese, ma soprattutto mi preme sottolineare quello che ci riguarda in maniera anche diretta, che è proprio la digitalizzazione dei servizi pubblici. Passiamo poi a quello che è a livello nazionale, che è il piano triennale di informatica della pubblica amministrazione, tra l'altro che pochi giorni fa è uscito anche l'aggiornamento al 2025, diciamo, del piano triennale, che focalizza ulteriormente su alcuni aspetti e che è quello che, senza descriverlo chiaramente, però ci terrei proprio a sottolineare 2 elementi che punta proprio al piano triennale e che è importante perché è una linea che noi dovremmo anche seguire, perché punta sul fatto che è importante anche il quadro organizzativo interno fondamentalmente, perché poi se vogliamo parlare di trasformazione digitale dobbiamo pensare che dobbiamo trasformarci anche noi, dobbiamo trasformare anche tutti quei processi che stiamo digitalizzando, altrimenti faremo solamente una banale transizione digitale. Quello che facevamo prima lo facciamo anche adesso, solo che facciamo con un programmino. E non è questo l'obiettivo fondamentalmente, perché dobbiamo pensare di trasformarci, dove ovviamente lo strumento operativo poi di questo piano triennale si basa su tutto un insieme di elementi, come lo vedete anche in questa slide qua. Molti di questi sono proprio fanno parte di quella parte interna che è proprio prodromica, quella poi l'obiettivo finale, che è l'erogazione dei servizi, perché poi si parla di competenze, si parla di procurement, si parla di piattaforme e fondamentalmente l'obiettivo poi sono i servizi della pubblica amministrazione. Poi in realtà in questo aggiornamento che è stato fatto nei giorni scorsi c'è tutta una puntualizzazione proprio legata anche, che quello che mi ha un po' colpito anche di più, sul tema chiaramente, ahimè, come non parlare dell'intelligenza artificiale ovviamente, che è un tema abbastanza quotidiano ormai, lo sappiamo tutti, ma soprattutto anche il tema che fondamentalmente l'aggregazione è fondamentale per trasformare digitalmente la pubblica amministrazione, proprio perché, ed è importantissimo soprattutto per noi in Veneto, perché come diceva Luca, 300 comuni dei nostri 563 sono sotto i 5.000 abitanti, dove la trasformazione digitale va fatta come di grandi comuni capoluoghi, ma sappiamo benissimo che competenze e risorse economiche non sono certamente le stesse dei comuni capoluoghi. Arriviamo poi a finire a quello che è il nostro poi altro elemento guida che ci guida in questa creazione di queste linee guida, è la nostra agenda digitale 2025, che già 2025 in realtà sembra già quasi scaduta, perché effettivamente siamo nel 2025, quindi dobbiamo cominciare anche a pensare, anche a proiettarla anche verso il 2030 anche essa, ma che però si basa, ha preso spunto chiaramente poi da tutte quelle che sono normative europee, normative nazionali, proprio su questi che sono i 4 pilastri e che rappresentano un po' la somma di tutti quelli più complessi anche delle strategie anche europee, che partono chiaramente dalle infrastrutture, dai dati, per arrivare poi ai servizi digitali e anche e soprattutto alle competenze digitali. Ecco, questo è un po' il quadro strategico multilivello sul quale si è basato un po' il lavoro che è stato fatto per la stesura di queste bozze di linee guida del piano triennale della pubblica amministrazione, perché poi ricordo che ogni pubblica amministrazione ha il compito di creare il proprio piano triennale della pubblica amministrazione, quindi l'obiettivo di oggi è non darvi un documento da adottare, è un documento sul quale costruire sopra il proprio piano triennale, che ovviamente va tarato sulle basi delle specificità e poi anche sulle basi anche di quello che abbiamo in casa, sia come risorse economiche e anche risorse chiaramente anche umane fondamentalmente. Quindi l'aspetto fondamentale con cui noi abbiamo cercato di portare avanti proprio queste linee guida è proprio legato abbiamo sempre sentito parlare di questa trasformazione digitale collaborativa, consci che effettivamente, visto, l'ha sottolineato prima anche l'assessore, non abbiamo una società in house che si occupa di digitale, quindi per noi l'aspetto della collaborazione insieme con voi è fondamentale perché vogliamo che il Veneto lavori come un
una massa coesa, diciamo, no? E questo è importante, quindi cercare anche di far sì, di creare queste linee guida che noi mettiamo a disposizione siano il più possibile standard, non omologate chiaramente, perché dicevo prima devono essere personalizzate, ma dobbiamo cercare di portare avanti un percorso condiviso, perché poi questo percorso diventa proprio il supporto di quello che sono le strategie o i finanziamenti che possono arrivare, che sono arrivati dall'Unione Europea attraverso il PNRR, ma che arriveranno attraverso poi quelle strategie di finanziamento o comunque di sviluppo che porteremo avanti noi anche nel PRFS. Questo è importante, quindi far sì che questo brogliaccio sia il più possibile condiviso per far sì che possiamo massimizzare tutto quello che noi come Regione Veneto possiamo mettere a disposizione, diciamo. Ecco, quindi queste linee guida sono state create sulla base di quelle che sono le 7, chiamiamo, tematiche affrontate dal piano triennale nazionale, diciamo, di Agit, ma che sono state anche analizzate e cominciate a portare avanti proprio insieme a tutti che sono gli attori di questo sistema, che siete voi, compresi anche non solamente gli operatori della pubblica amministrazione, ma anche i cittadini, quelli che chiamiamo i cittadini amici, quelli che in realtà ogni tanto interroghiamo per capire se effettivamente stiamo andando verso una direzione corretta, ma soprattutto, come lo sottolineavamo prima, anche attraverso quelli che sono gli attori importanti che ci aiutano quotidianamente nel raggiungere e portare avanti le trasformazioni digitali, che sono le imprese ICT che operano nel nostro territorio. E chiaramente poi con tutti quegli strumenti che noi cerchiamo di mettere a disposizione per favorire l'aggregazione. Ecco, questo chiaramente oggi non siamo a una partenza, in realtà siamo a una via, non dico di mezzo, ma a una via di mezzo abbastanza avanzata, perché come vedete siamo partiti da un anno fa quando abbiamo, diciamo, abbiamo iniziato a parlare delle linee guida del piano triennale della pubblica amministrazione nel febbraio 2024, che poi sulla base anche di un percorso che abbiamo condiviso attraverso di questionari online che abbiamo cercato di capire e ascoltare il territorio, cosa che è fondamentale per noi perché è il termometro che ci aiuta a capire anche quali sono le esigenze di un territorio che è molto diverso nel Veneto. Poi periodo maggio-giugno abbiamo fatto un insieme di focus group, webinar eccetera, per cercare di ulteriormente raffinare quello che abbiamo raccolto attraverso i questionari, ma soprattutto quello che raccoglievamo anche all'interno di questi focus group, per arrivare dove siamo ad oggi, in questo laboratorio di condivisione di questo brogliaccio, di queste linee guida, e che dovremo certamente chiuderle in questi giorni qua per consegnare la consulta di innovazione che ha citato prima l'assessore, che si unirà a febbraio 2025, che sarà il momento in cui ratificheremo proprio queste linee guida, nuove linee guida per il piano triennale dell'informatica della pubblica amministrazione per la Regione del Veneto. Ecco, la struttura chiaramente delle linee guida è un po' questa rappresentata in questa slide qua, che sembra quasi il ciclo di Deming, diciamo, in cui parte da un lavoro che abbiamo fatto e che va a valutare il livello di maturità del territorio per cercare di capire, appunto, e avere la consapevolezza di qual è lo stato dell'arte, perché poi da lì chiaramente andare a riuscire anche a definire quali sono gli obiettivi che noi vorremmo raggiungere, ok? Che sono importantissimi chiaramente perché sono poi quelli che ci permettono anche di calcolare qual è il gap. È un gap chiaramente sia dal punto di vista dei servizi che mancano, di quello dove dobbiamo impegnarci, che chiaramente si traduce anche in un gap fondamentalmente anche di risorse umane e risorse anche economiche. E cercando poi di far sì che questo quarto capitolo, che dovrebbe contenere le linee guida del piano triennale, e chiaramente le azioni che noi intendiamo poi mettere sul campo per raggiungere quegli obiettivi che ci siamo posti poc'anzi, che sono un po' quelli, forse il to-do è la parte che più va personalizzata, perché è poi l'impegno che ogni pubblica amministrazione ci mette per raggiungere quegli obiettivi che abbiamo condiviso in questo consesso, diciamo. Ecco. Chiaramente partiamo da uno stato dell'arte di dove siamo oggi, dove sia, diciamo, cercando anche di trarre un po' anche alcune indicazioni da quello che è un po' l'indice DESI, che ormai ce lo sentiamo ripetere sempre di più. Sono tre elementi che mi interessa proprio focalizzare, che sono quelli che sono usciti anche oggi, è che in realtà il 46% delle competenze di base siamo attestati sul 46, mentre una media europea è del 56, quindi il tema delle competenze è un tema importantissimo sotto due livelli. Il primo è le competenze anche della pubblica amministrazione, competenze degli operatori che operano la pubblica amministrazione, perché poi se mettiamo a disposizione dei servizi, li mettiamo a disposizione, ma li strutturiamo noi.
e quindi dobbiamo avere la capacità sia tecnica e anche cercare di capire che cosa necessita l'utente per mettere a disposizione di utenti che siano usabili. Chiaramente poi serve anche che poi anche l'utente stesso abbia la competenza, quindi la competenza è rivolta anche verso il tema dei nostri cittadini che devono essere competenti in utilizzare gli strumenti che noi mettiamo a disposizione. È chiaro che poi alla fine i servizi vengono utilizzati nel momento c'è anche la possibilità, chiamiamola fisica, di poterci arrivare. Ecco, quindi il tema della copertura, della connettività di rete internet è un tema fondamentale. Anche qua come media ci attestiamo che il 59% delle famiglie sono coperte da reti in fibra su una media europea del 64%. Ed è un tema fondamentale sul quale sia anche il PNRR ha investito tantissimo e che è un tema sul quale diventa fondamentale perché altrimenti mettiamo a disposizione dei servizi ma poi non riescono a essere usati, soprattutto per quei piccoli comuni che magari sono posizionati in zone disagiate. E poi l'altro aspetto, l'interazione con la pubblica amministrazione. L'interazione della pubblica amministrazione, anche lì in realtà siamo sotto una percentuale rispetto alla media europea, come vedete un 69 rispetto a un 75, mi permetto anche di evidenziare anche un indice che non c'è, perché in realtà che ci vede superiore alla media europea. Fondamentalmente come media italiana noi eroghiamo più servizi digitali rispetto a tanti altri, rispetto alla media europea. Il problema è che non vengono utilizzati. E lì ritorniamo forse al primo punto, perché non vengono utilizzati? Perché non c'è competenze e forse anche perché non siamo proprio tanto bravi a produrre dei servizi che siano utilizzabili. Il concetto che dicevo prima, trasformazione digitale rispetto a transizione digitale, che è un tema fondamentale, perché poi se diciamo a tutti, signori facciamo un bel servizio digitale, ma poi il bollo dobbiamo in qualche modo, qualcuno ce lo deve dare, come facciamo a digitalizzare completamente? Chiaramente poi noi come Regione Veneto cerchiamo anche di facilitare, diciamo un po', cerchiamo di aiutare, anche supportare anche le pubbliche amministrazioni da questa trasformazione digitale, mettendo a disposizione quelle piattaforme che non si sostituiscono, ma aiutano in questo processo di trasformazione digitale a raggiungere gli obiettivi. Sono piattaforme che, come molto vedete, sono piattaforme come MyPay e MyD che in realtà non le vede nessuno, ma sono fondamentali perché poi sappiamo benissimo che tutti i servizi della pubblica amministrazione devono essere erogati con due elementi fondamentali. Il primo, che tutti devono accedere ai servizi della pubblica amministrazione attraverso SPID e tutti devono, nel momento in cui c'è da pagare qualcosa, devono pagare attraverso PagoPA per la pubblica amministrazione. Due cose che sembrano banalissime, ma che però sono forse facili per chi ha la capacità tecnica e economica per realizzarle, difficili per chi non ha. E quindi il tema che è facile che un capoluogo di provincia riesca tranquillamente a approcciare i suoi servizi con SPID e anche sulla piattaforma PagoPA, i piccoli comuni è un po' difficile, soprattutto quando queste piattaforme nazionali poi cambiano magari quotidianamente i servizi o mettono insieme modifiche di dovuti, modifiche di restrizioni che tutti dovrebbero incollare. Ecco, il modello l'idea nostra è quella di creare queste piattaforme che aiutano perché cerchiamo di disaccoppiare la complessità tecnologica del centro per fare un po' da cuscinetto verso poi il territorio. Sono servizi che, come vedete, hanno dei numeri impressionanti perché nel Veneto 684 pubbliche amministrazioni, non sono tutti i comuni ma è tutto lo spettro chiaramente della pubblica amministrazione locale, sono 684 che usano le nostre piattaforme con un transato di 6 miliardi all'anno, come vedete, no? Piattaforme come MID, che sono quelle che aiutano a disaccoppiare la complessità dell'utilizzo di SPID dei servizi, sono 742 enti pubblici nel Veneto che utilizzo con cifre che sono anche qua di accesso, 29 milioni di accesso all'anno, ci sono picchi anche quotidiani che arrivano a 56.000 interazioni quotidiane di servizi interrogati nella pubblica amministrazione del Veneto. Numeri che sono veramente importanti ma che denotano anche quanto importante sia cercare di aiutare e supportare la pubblica amministrazione con queste piattaforme, per arrivare poi anche a piattaforme come MyPortal utilizzate a 176 comuni che aiutano, si sostituiscono un po' a quello che è la struttura del portale per erogare servizi al cittadino, ma sui quali mi verrebbe da aggiungere anche tantissime altre piattaforme che stiamo mettendo a disposizione, perché poi tutti questi servizi digitali che ci spingono nella digitalizzazione sono servizi che spesso sono complessi anche. Vediamo ad esempio, in fattispecie, anche il nuovo codice degli appalti che stabilisce che se non ti sei qualificato con ANAC e non hai uno strumento qualificato non puoi acquisire servizi sopra soglia europea. Benissimo, a quel punto come Regione Veneto abbiamo cominciato a sviluppare una piattaforma che abbiamo cominciato a mettere a disposizione proprio in questi mesi,
che si è qualificata anche attraverso appunto Agid e ANAC, per sia fare la parte di procurement digitale, ma anche per tutto quello che è tutto il seguito che devono essere seguito, che è anche la gestione, diciamo, la conduzione del contratto, perché una volta affidato il contratto deve essere anche monitorato costantemente e mandato costantemente in interazione con ANAC, attraverso una piattaforma che deve essere certificata da Agid e da ANAC stesso. Poi altre piattaforme che stiamo sviluppando e che, come vedremo successivamente, come anche Venture Data Platform, proprio con l'idea di cercare di far sì che diventiamo noi proprietari della pubblica amministrazione dei dati che noi abbiamo dentro di noi, per cercare poi anche di far sì che questi dati diventino poi anche la linfa vitale per quello che è ormai la moda quotidiana, che è l'intelligenza artificiale, perché senza il dato l'intelligenza artificiale rischia di essere poco intelligente. Vado avanti velocemente perché altrimenti vedo che mi sto dileguando. Ecco. Il tema chiaramente, il secondo tema poi, che è quello che sono il capitolo 2 di questo linee guida, che contiene effettivamente quali sono gli obiettivi minimi che noi abbiamo condiviso, le pubbliche amministrazioni del Veneto devono cercare di raggiungere chiaramente. Fanno parte chiaramente, abbiamo ripreso un po' tutti quelli che sono diciamo, i temi affrontati nell'ambito del piano triennale di Agid, cercando un po' di puntualizzare su quelli che sono gli obiettivi che noi ci punteremo. Ne abbiamo elencati alcuni, lì mi verrebbe aggiungere altri, perché poi gli obiettivi sono quanti 60 azioni suddivisi, diciamo, su 25 obiettivi, sono suddivisi su 7 capitoli, che vanno dall'ambito della, mi viene da ricordare, a tutta la parte dell'interoperabilità della pubblica amministrazione, che deve essere fatta attraverso la piattaforma nazionale, lo scambio di dati da PDND, che non significa solamente che io per avere un dato mi devo collocare a PDND, ma in realtà anche io che sono un produttore lo devo anche fornire, cosa che poi è stata anche finanziata da PNRR con alcuni eventi. Mi citerei però anche particolarmente a sottolineare che fa parte un po' anche quello che gli aggiornamenti del piano triennale di Agid, il tema che in realtà, due temi fondamentali che dovremo cercare di perseguire, il tema dell'intelligenza artificiale e il tema della cyber security. Due temi che sono abbastanza di moda ma che diventano fondamentali. La cyber security perché è un tema che cercheremo anche di spingere e cercare di aiutare per sì che ci siano gli strumenti per poterla gestire, perché altrimenti il rischio è che facciamo servizi ma la cyber security ce la dimentichiamo e ce ne ricorderemo quando andremo a finire sui giornali perché qualcuno è riuscito a entrare da noi. Mentre invece il tema dell'intelligenza artificiale è un tema sul quale mi piacerebbe proprio lanciare anche una sfida, stiamo cercando che noi come regione di lanciarci anche internamente, perché poi spesso l'intelligenza artificiale viene vista come qualcosa che me la deve dare qualcuno perché è un tema così verticale, così complesso che non so raggiungere. No, mi piacerebbe portarla su un piano anche più di produttività individuale, quindi cercare di far sì che anche serva anche a quell'operatività quotidiana di noi operatori della pubblica amministrazione per facilitarci proprio nel cercare anche di sviluppare, cercare di lavorare più velocemente nel cercare di utilizzare quindi queste tematiche di intelligenza artificiale abbinate agli strumenti che noi utilizziamo quotidianamente. Terzo tema chiaramente sono il fabbisogno di quello che ne risulterà da questi obiettivi che siamo posti rispetto a dove ciascuno di noi si trova ad essere. È un tema chiaramente che è fondamentale. Noi abbiamo cercato anche di capire su quei questionari, quegli incontri che abbiamo fatto, cercare di capire dove fondamentalmente dovremmo anche orientarci come Veneto in queste linee guida. Abbiamo messo alcuni elementi, come vedete, un tema fondamentale che ne ha parlato prima anche, se non sbaglio, uno dei punti che ha affrontato anche il dottor Appicavoli. Il 47% di voi ha reputato che il tema del governo digitale è fondamentale, ma soprattutto il governo proprio anche cercando anche di lavorare assieme. È un tema che diventa fondamentale, si parla sempre, previsto anche nel piano triennale di Agid, l'RTD in forma associata, l'RTD si punta sull'RTD perché in realtà è l'elemento fondamentale che dovrebbe aiutarci a coordinare questa trasformazione, ma molto spesso non lo fa perché in realtà non ne ha le competenze di fare l'RTD, perché o non è stato nominato oppure chi è stato nominato non ne ha le competenze o non ha neanche il tempo sinceramente anche di farlo. Ecco quindi il tema di aggregare il territorio per erogare servizi digitali diventa un elemento fondamentale. Il tema delle competenze, il 43% di voi ha deputato che il tema delle competenze è fondamentale. E questo è un tema sul quale, come dicevo, lo affronteremo, l'abbiamo detto, ha detto anche prima l'assessore, anche grazie ad un dato a tutto il finanziamento che è stato fatto dal PNRR per i centri di facilitazione digitale, ci aggiungo che il fatto anche il tema delle competenze nostre, di operatori della pubblica amministrazione, che diventano fondamentali
se vogliamo sviluppare i servizi ai cittadini. Terzo elemento è che l'85% dei servizi digitali, diciamo, l'85% delle PA dichiara di utilizzare e popolare i servizi del PDND. È un tema fondamentale perché la piattaforma nazionale dei dati è un tema fondamentale se vogliamo far sì che questi servizi riescano a garantire quel famoso concetto del one solid della pubblica amministrazione previsto nel piano triennale. Non è facilissimo, perché lo dico anche per esperienza personale, quando poi abbiamo cominciato a approcciare anche noi, soprattutto verso la NPR, si scontriamo col fatto che dall'altra parte chi è l'erogatore non è che ti conceda facilmente, neanche se passi attraverso il PDND. E questo è un tema che stiamo cercando di affrontare anche noi come regioni, proprio per cercare di aprire un po' queste maglie che in questo momento qua sono abbastanza strette. La piattaforma c'è, ma non tutti riescono a rilasciare, soprattutto le PA centrali, i dati che hanno in gestione. Poi chiaramente l'altro tema fondamentale è il tema dei dati, intelligenza artificiale, ma soprattutto la sicurezza informatica, che è un tema che forse più che un tema è un grido d'allarme che abbiamo sentito farci arrivare in questi incontri che abbiamo fatto nel territorio, un tema che dovremo cercare di spingere sempre di più. E mi viene a dire quasi anche alla luce anche che tra l'altro l'11 febbraio sarà anche la giornata proprio della sicurezza su internet, proprio perché è un tema che dobbiamo parlare, portare avanti per cercare di creare la consapevolezza, perché altrimenti rischiamo che gli operatori della pubblica amministrazione siano lasciati solo a gestire un qualcosa che non hanno neanche le competenze. Tema fondamentale poi chiaramente le azioni cantierabili. Azioni cantierabili che, come dicevo, noi le metteremo, cercheremo anche di aiutare nel mettere a disposizione chiaramente anche, non solamente chiaramente attraverso l'istituzione di queste linee guida, ma anche attraverso la messa a disposizione di quelle che sono, da un lato, le piattaforme che dovrebbero aiutare le pubbliche amministrazioni ad arrivare andare avanti in questa trasformazione digitale, ma soprattutto anche grazie un po' anche a quei finanziamenti che noi cercheremo, che ne parleremo anche oggi se non all'interno dei tavoli, che sono quelli che ci aiuteranno a programmare da qua ai prossimi anni, diciamo, tutti i servizi che noi cercheremo di inserire all'interno di questi piani triennali, che poi saranno finanziati chiaramente attraverso proprio i bandi di finanziamento del PR FESR. Tema fondamentale che, prima di chiudere, che io ci tengo un po' a sottolinearlo, che l'ho detto anche prima, ma a costo anche di essere un po' ripetitivo, lo ridico, è il tema del governo, intelligenza artificiale e la cyber security. Sono due temi fondamentali che diventano, se vogliamo portare avanti un piano triennale che sia realizzabile, il tema del governo, che è un tema legato proprio al fatto che dobbiamo cercare di capire che purtroppo la complessità che noi stiamo mettendo in piedi riusciamo a farla solo se ci mettiamo assieme e se riusciamo anche a portare avanti questo modello aggregato proprio di erogazione di servizi digitali della pubblica amministrazione. Ecco perché stiamo parlando sempre di più di rinnovare anche il concetto e il modello di SAD che avevo finanziato con la precedente programmazione europea, ma cominciare a ragionare sempre di più al tema del responsabile della transizione digitale, responsabile della trasformazione digitale, dovrebbe a dire, in modo aggregato, per arrivare poi a far sì che cercare anche di aiutare attraverso piattaforme di finanziamento e di mettere a disposizione quelle piattaforme che sono chiaramente il contenitore per quello che saranno quella linfa vitale che aiuterà poi a creare servizi basati sull'intelligenza artificiale che, ricordo, si basano sui dati che noi dobbiamo in qualche modo mettere insieme per far sì che poi riescano veramente a dare quel risultato poi verso i servizi, verso i cittadini che noi mettiamo a disposizione. Io mi fermo, vi auguro una buona giornata nei tavoli dove vi distribuirete, adesso ci sarà qualcuno che poi che vi spiegherà bene come vi dividerete, e buona giornata e buon lavoro a tutti. Grazie al dottor Borgo che ha illustrato il percorso fatto, gli obiettivi dei 4 tavoli di lavoro. Ci dovrebbe essere una schermata, anche perché siamo rimasti nei tempi, quindi siamo perfetti per iniziare i tavoli adesso e poi rivederci qui in plenaria alle 14, alle 12. Allora, il primo tavolo che parla di governance spazio 1 è coordinato dal dottor Mola ed è nella sala a fianco. Il tavolo servizi spazio 2 e la Stefano De Colle è sempre nella sala a fianco. Dati e intelligenza artificiale Alberto Colò, sala EF sopra, piano superiore, mi fa un'indicazione dalla regia. E competenze digitali, sala A,
verso la reception coordinati da Nicola Freddo. Quindi proviamo a iniziare perché così abbiamo accumulato un po' di ritardo. Abbiamo anche il piacere che l'assessore si ferma con noi per la restituzione e poi per chiudere i lavori assieme al dottor Mosullo. E partirei dal primo tavolo, quello della e-governance. Antonio Cianfrone mi hanno detto che ti sei offerto, vero? Per fare una sintesi. Insieme ad Antonino non poteva farne. Abbiamo un microfono per caso, Nicola? Fai qua. Qua, guarda. Antonio. Metto qua. Sta leggendo da ChatGPT, Sì, mi invento qualcosa. Deve esserci Veronica che forse dà un contributo più utile alle mie parole per tutti, però intanto dico io qualcosa. Allora, tema della governance, alcuni spunti che sono venuti fuori riguardo al rinnovo della convenzione dei SAD, quindi il nuovo mandato che viene dato ai SAD. Un tema che è uscito è quello della semplificazione, sia della Costituzione e quindi del convenzionamento dei SAD, banalmente laddove sul territorio esistono già realtà aggregative che tengono insieme, quindi sono già convenzionate con alcuni enti, alcuni comuni del territorio, invece di rifare tutto il giro amministrativo passiamo per la delibera di consiglio che allunga i termini e pone anche qualche intralcio, poter prevedere di far rientrare all'interno del SAD tutti gli enti già aggregati. Laddove esiste già una convenzione che aggrega, usiamo quella anche per aggregare e identificare il SAD. Oltre a questo c'è un tema anche di semplificazione per quelle che sono le azioni che poi il SAD si troverà a governare, a realizzare, a coordinare. Quindi verranno fatti nuovi bandi e la richiesta un po' così che giriamo volentieri a Regione è quella di aiutare i SAD semplificando le procedure. La passata esperienza è stata molto bella, molto importante dal punto di vista di avvicinamento al territorio dei SAD, ma è stata molto molto faticosa soprattutto per le province che si sono trovate a dover sostenere un lavoro amministrativo di coordinamento molto importante. Altro tema toccato è quello della sostenibilità dei SAD. Ecco, ci sembra importante, come accennava l'assessore all'inizio, il coinvolgimento della parte politica su questo tema. Laddove c'è un mandato anche politico forte, allora anche avere, come dire, un più peso nei confronti degli enti che coordiniamo, senz'altro può essere più facile. Su questo, per esempio, i SAD aggregano tipicamente i comuni del territorio, è emerso dal nostro tavolo, sono emerse alcune, abbiamo chiamate zone d'ombra, no? Quindi tutti quegli enti tipo le IPA, gli IPAB, che sono enti pubblici del nostro territorio, ma che di fatto sono rimasti fuori dalla passata annualità, quindi dai progetti, il progetto Agire 1, sono rimasti fuori, quindi l'interesse anche di poter trovare il modo di includere nelle nostre aggregazioni anche questi enti, che anche questi enti possano diventare destinatari dei fondi PRFESR. Ultimo tema toccato è quella della sostenibilità dell'RTD aggregato. La proposta di Regione è molto chiara, va anche un po' in linea con quello che è il piano triennale per l'informatica. Di sicuro potrebbe esserci appunto un mandato politico da parte della consulta, di sicuro c'è un forte interesse soprattutto da parte dei piccoli enti per questa figura. Resta da capire come attuarlo nello specifico, chi può veramente avere questo ruolo di RTD per tutto il territorio, con che supporto viene fatto, quale è il genere di supporto che Regione è pronta a dare su questo tema. Grazie, un applauso. Semplificazione, sostenibilità,
RTD mi sembrano temi tutti molto d'attualità. Prendo il tema della semplificazione su cui stiamo lavorando con i colleghi della DG, perché poi essendo risorse europee sapete che abbiamo un'autorità di gestione dedicata, e con Avepa. Non anticipo nulla, ma ci stiamo provando e forse abbiamo trovato qualcosa che ci potrebbe veramente aiutare per la rendicontazione più facile. Il secondo tavolo è arrivato, quello coordinato dall'ingegner Corò. No. Passiamo a Stefano De Colle, scusami che Stefano... Tavolo servizi. Vediamo se c'è. Vedi che bravi che siamo. Allora, il tavolo servizi Parla qua Stefano. Sì, no, il tema è che devo guardare anche le slide. Ok, grazie. Dicevo, il tavolo servizi è stato un tavolo molto intenso, ha trattato appunto 5 sottotematiche legate a 2 progettualità, PRFS, MyCity2 e Agire 2, all'evoluzione dei prodotti MyPortal 4, MyD4 e MyPay. Partirei proprio da questi ultimi, quindi l'evoluzione dei prodotti. C'è stata una bella partecipazione, direi, su tutti e 3 queste evoluzioni di prodotto. In particolare per quanto riguarda MyPay è stato chiesto appunto che ruolo avrà Regione appunto in questa nuova piattaforma unica dei pagamenti e quindi viene in qualche modo domandato appunto di comprendere meglio, di far comprendere meglio, è stata già data una prima risposta, ma di far comprendere meglio agli interlocutori appunto quale sarà questo ruolo e soprattutto quale sarà una roadmap progettuale appunto che permetta poi di essere attivi e proattivi da parte degli enti anche nei confronti dei propri fornitori, delle proprie aziende ICT. Ecco, c'è anche stata una manifestazione proprio in uscita dalla sala di un'azienda che chiedeva appunto in che modo eventualmente, se c'è lo spazio, in che modo eventualmente poter sedersi attorno su questi tavoli di sviluppo partecipato, aperto e collaborativo, proprio in contesto di partecipazione a quello che è lo sviluppo stesso e la fruizione di questo tipo di soluzioni. MyD4, MyPortal 4. MyD4 c'è forte interesse sulle novità che sono state in qualche modo anticipate, allo stesso modo c'è un'esigenza stretta che riguarda l'utilizzo del protocollo, di un protocollo specifico EDC verso appunto da un lato verso l'identity provider CE e dall'altro anche verso le applicazioni che debbono integrarsi con il gateway di identità stesso. Ecco, da questo punto di vista è stato detto che senz'altro MyID4 avrà funzionalità di questo tipo, ma non si esclude che funzionalità almeno parziali che riguardano queste tematiche vengano introdotte già sul prodotto esistente proprio per ragioni di risposte contingenti che Regione nel suo ruolo insomma valuterà. MyPortal 4, interesse su quanto è stato detto, su questo nuovo strumento che appunto avrà un mood differente anche nel porsi nei confronti del cittadino stesso, nei vari ruoli che il cittadino può rivestire, quindi nel ruolo di cittadino in senso stretto, ma anche nel ruolo di un cittadino che potrebbe avere un ruolo all'interno della pubblica amministrazione, così come all'interno appunto della società, piuttosto che della propria attività lavorativa. Quindi c'è stato chiesto appunto, come Regione sta facendo da tempo, di condividere quello che appunto sarà questo percorso progettuale con il territorio ed è stato chiesto anche di avere un occhio di riguardo, in particolare per quanto riguarda i servizi, nel mettere a disposizione delle funzionalità, degli strumenti che facilitino la predisposizione di servizi da parte appunto dei singoli enti
in un contesto veramente molto smart, molto facilitato, perché tante volte capita che le esigenze della politica chiedono oggi determinate cose che tra pochissimo debbono trovare attuazione appunto dal punto di vista tecnico. Ecco, non ci siamo dilungati su approfondimenti tecnici particolari che sono ancora in corso di valutazione, ma questi sono feedback importanti che appunto raccogliamo, ringraziamo chi li ha forniti e raccogliamo per portarli sui nostri tavoli poi interni. Le due progettualità MyCity e Agire, ecco, da un lato ci è stato chiesto appunto di avere un occhio di riguardo e a cui sono state date, direttore, rassicurazioni per quanto riguarda appunto quelli che sono gli elementi che consentiranno di monitorare e di misurare poi il raggiungimento degli obiettivi. Allo stesso tempo è stato chiesto appunto di essere il più possibile di supporto ai SAD per riuscire ad incidere maggiormente sul territorio, proprio nel motivare in maniera forte gli enti alla partecipazione, perché il periodo che hanno vissuto di forte impegno sul PNRR, su una cosa e sull'altra, potrebbe aver creato un po' di disaffezione e c'è questa forte necessità. Ecco, vediamo se ho dimenticato qualche cosa. Il ruolo quindi del SAD di rafforzare ulteriormente, quindi è stato chiesto ed è stato ribadito che sarà un ruolo che rafforzerà in particolare appunto la vicinanza al territorio, sgravando un po' il SAD stesso da quelli che sono gli oneri di carattere tecnico formale, perché abbiamo detto riusciremo noi stessi insomma a prenderci in carico determinati compiti, soprattutto in termini di indizione delle gare, e mi pare di aver riportato tutto. Grazie. A Stefano c'è molta attesa per l'aggiornamento delle piattaforme abilitanti, Portal 4, MED, i pagamenti che come sapete stiamo realizzando assieme ad altre 9 regioni con PagoPA su scala nazionale, quindi siamo molto anche orgogliosi di aver promosso una piattaforma unitaria che tenga assieme sia il livello nazionale che quello regionale. Capiamo anche le attese e proveremo a dare risposta a tutti questi punti che ha sollevato Stefano in nome e per conto del gruppo di lavoro, anche quello della semplificazione e del supporto. Il supporto parte in primis da un coinvolgimento politico della consulta, per cui a metà febbraio stiamo organizzando un incontro della consulta, come dicevamo prima, con tutti gli assessori, al presidente dell'ANCI a Treviso, e poi proveremo a portare anche questo verbo in giro per il territorio proprio per raccontare le prossime iniziative. È arrivato anche il gruppo 3, io mi chiedo perché Corò sia sempre in ritardo, ma qua... Quindi, però c'era già la slide, Alberto. Ma parli tu? Sì, parlo io. Okay, no, perché... È stata una discussione animata? Ti vedo stremato? Sì, no, veramente l'avete distrutto. Dov'è Giovanni? Giovanni non so chi è. Giovanni, vieni qua Giovanni, con me. Vieni qua con me per cortesia. Avete parlato molto di intelligenza artificiale o di dati? No, intelligenza artificiale in realtà poco. Okay. Posso assessore, anche se sono vecchio, perché una volta mi ha detto l'assessore che ormai sono tra un incontro nella consulta di innovazione, mi ha dato non me ne voglia. Va bene, allora, sì, chiamo Giovanni perché naturalmente lui ha steso questo documento, la minuta, e quindi naturalmente io non lo vedevo perché sono ciecato e quindi magari mi aiuta anche. Comunque è stato molto, non dico animato, comunque insomma pieno di contenuti, giusto? Allora, naturalmente anche perché sono più progetti, come vedete, abbiamo la MyData 2 che interessa le autorità urbane, il MyData 3 che interessa i SAD, l'evoluzione del MyData che interessa la Regione Veneto, okay? E la stessa cosa appunto il Reg for AI che invece naturalmente interessa la Regione, ma come tutto quello che interessa la Regione poi viene calato sul territorio. Quello che vado a leggere Giovanni, ma quindi importante l'aspetto diciamo intanto di cultura del dato, e quindi nel creare, siccome abbiamo circa 200 e passa comuni tra autorità urbane e SAD, il problema grosso sarà quello soprattutto di coinvolgimento dei piccoli comuni e dire va bene, iniziamo anche non solo una questione tecnologica, ma anche una questione di cominciare a valorizzare i dati e avere
una cultura del dato, anche partendo da 2 o 3 fonti informative, non tante, nel senso che creare proprio la sensibilità all'interno delle singole amministrazioni e capire il valore, okay, che questo genera nell'utilizzo di quei dati lì. Quindi vado, quanto hai scritto Giovanni Miseriaccia? Allora, definire bene i ruoli e le responsabilità tra regioni e comuni coinvolte per avere una chiara rappresentazione delle modalità di interazione con i fornitori intermedi al fine di recuperare le informazioni utili. Qui siamo già in una questione più operativa, cioè come faccio? Definisco i ruoli in modo da essere efficace nell'ambito della progettazione. Cioè efficace cosa vuol dire? Vuol dire che siccome abbiamo 200 e passa enti e 2 anni e mezzo, 3 quelli sono di progetto, sono pochissimi, allora dobbiamo trovare un modo che sia da facilitatore e acceleratore, quindi possibilmente, adesso mi giro verso il regionale, una centrale unica di committenza, una definizione quindi di requisiti e diciamo una specie, chiamiamole, di checklist che ogni comune dice questo voglio realizzare, e quindi ecco che su un accordo quadro piuttosto che altro, Luca, qua ti guardo te, creare dei meccanismi molto semplici per diciamo, l'onboarding dei comuni e dei dati a questo punto. Poi abbiamo definire il catalogo dei dati che è possibile raccogliere e tra i quali è possibile per l'ente scegliere quelli di interesse già detto. Prendere in considerazione analisi territoriali non finalizzate alla pianificazione urbanistica, ma alla semplice distribuzione dei servizi e supporto del PIAO. Sì, qui si è ragionato in termini di outcome, cioè il PIAO, come insomma, non so, tutti quanti insomma, sono tutti quelli dei comuni, ma non solo, anche voi. Allora ragiono tante volte sugli indicatori di output, che in realtà sono indicatori di performance, ma non c'entrano niente col PIAO. Okay? Il PIAO dovrebbe essere quello che è il sogno politico sostanzialmente, no? Quindi quelli che sono proprio degli indicatori di impatto. Faccio l'esempio più stupido: riduco di 5 minuti i tempi di spostamento in città, ok? Questo è un indicatore di PIAO vero, ok? Quindi il fatto di ragionare anche nella realizzazione di queste piattaforme, non solo nella definire dei KPI di raggiungimento di qualcosa, ma di proprio indicatori di impatto. Questa è una cosa che ci è stato sollevato in maniera pesante. Ma tu aggiungi? Allora sta andando bene? Sì, Giovanni? Ok, bene. Quindi mi hai dato 2, mi hai dato 3. Uno, mi ha dato 2, riguarda l'aspetto sociale, quindi è un macro caso d'uso sui servizi sociali, quindi su quello che è l'analisi del bisogno e così via. Il mai data 3 invece ragiona in termini ambientali e di gestione dell'aspetto energetico, insomma, ma soprattutto su quello che è gli strumenti di supporto alla definizione e soprattutto il monitoraggio più che la definizione dei PAISC, dei PUMS e dei PCIL, come si chiama? PCIL, perfetto. La parte di allora, sulla parte di evoluzione di MyData, sì, la questione della standardizzazione dei flussi, e questa è una parte che naturalmente abbiamo lasciato un po' perdere, insomma abbiamo chiuso 4 occhi, tappato il naso con il MyData 1 perché eravamo la prima esperienza, avevamo il tempo che ci incalzava e quindi non abbiamo curato molto quali sono stati gli aspetti di standardizzazione che invece sono fondamentali per il dispiegamento su un gran numero di enti. Okay? E poi, bene, attenzione alla segregazione delle informazioni rispetto al sì, anche questo è l'aspetto naturalmente della privacy. Allora qui cosa si è detto? Quando analizziamo i casi d'uso, la prima cosa da fare è fare il data catalog, cioè non fare il rovescio come abbiamo fatto in MyData, cioè quello di fare il lavoro diciamo a posteriore di creare il catalogo, ma di farlo subito, perché quello, mentre sul MyData 1 abbiamo ragionato sui dati della mobilità, capite che la privacy là più di tanto sono conteggi di auto, non c'è granché, ma quando andiamo a ragionare sul sociale, la prima cosa da fare è fare l'analisi delle fonti informative, calarlo sugli aspetti del GDPR, cioè tutto quanto. Quindi il catalogo del dato, il data catalog è fondamentale. Okay? È fondamentale anche definire dove sono questi dati qui, perché se abbiamo 200 e passa comuni, sapere dove sono questi dati sul SAS dell'azienda X piuttosto che sull'azienda Y è importantissimo, perché ci serve sia, tutte queste informazioni servono sia dal punto di vista tecnologico sia dal punto di vista di impostazione delle gare d'appalto, perché io devo sapere quanti fornitori ho, dove sono, quindi queste cose qui sono fondamentali, è il primo step della progettazione. Costruire un data catalog, l'abbiamo già detto, l'altra cosa, se io costruisco centralmente il data catalog, lo costruisco una volta solo e
banalmente, anche solo il fatto di sapere dove si trova quel dato e come lo si chiede, mi viene in mente il sistema informativo, l'ho già citato nell'incontro, il sistema informativo nazionale sulle reti, no? Gas, acqua e luce. Sapere come si accede, come si chiede, è già un valore, perché io non perdo una settimana a capire come chiedere quel dato lì. Comunque si chiama Sinfi. Sì, grazie Luca, che anche prima non me lo ricordavo, me l'hanno ricordato, adesso me lo sono già dimenticato. Va bene, quindi anche questo non è solo una questione tecnologica, è anche organizzativa, magari sono giornate, mesi uomo che vanno via. L'ultima cosa, appunto Reg for AI, allora qui è stato spiegato, insomma Giovanni ha spiegato benissimo cosa è, ha questo progetto diciamo, che vede il ragionamento della Regione Lombardia, promotori appunto col fondo di innovazione di un sistema innovativo da questo punto di vista, nel senso che non usa solo modelli statistici ma reti neurali per diciamo, quello che è l'analisi predittiva diciamo, di quello che è il traffico. Banalizzo, scusatemi. È naturalmente un'evoluzione, perché anche avere uno strumento di analisi a livello regionale, banalmente sulle provinciali, sulle regionali e sulle autostrade, non magari sulla piccola strada comunale del comune di Baone, dove insomma ho risieduto fino a poco tempo fa, però questo mi dà la possibilità a livello di pianificazione, ma sia di interventi di impatto, valutazione di impatto, inserisco un centro, adesso insomma, me la tiro dietro, un centro commerciale qui, piuttosto che altro. Qual è l'impatto che ho in termini? Piuttosto che di un evento. Faccio Cortina 2026, qual è l'impatto che ho? Questo è un'analisi predittiva che ha un valore anche per il singolo comune, non solo per la regione. E anche la questione, è anche una questione politica, passatemi in termini di trasparenza e anche di valutazione di quello che sono anche determinate scelte, ma anche la protezione civile potrebbe avere questo tipo di... C'è un evento catastrofico in una determinata zona, qual è l'impatto che ho in termini di traffico piuttosto che altro? Ok, sono stato bravo? Ok, grazie. Esauriente, dettagliato, analitico, ingegnere, ma mi sottolineo, come abbia detto, abbiamo sbagliato in Medata 1, abbiamo imparato dagli nostri errori, che penso sia un modo di lavorare di tutti noi, di questa comunità di innovatori fondamentali. Quello che abbiamo sbagliato, sbaglieremo tutti i giorni, ma quello che è importante è che gli errori che commettiamo ci permettano in futuro di far meglio. Alda, sei l'ultima, ma non la meno importante, perché senza competenze digitali non facciamo nulla. Sarò velocissima, se mi giri la slide per favore. Allora, c'è stata una convergenza generale sulle linee che sono state presentate, quindi un accordo generale, diciamo. Abbiamo analizzato 4 aree: coalizione, che significa di fatto domanda e offerta di competenze digitali, quindi di formazione. L'azione approvata necessita, secondo noi, anche di uno strumento infrastrutturale che faccia incontrare domanda e offerta. La domanda è frammentata, sovraesposta, delle volte anche incomprensibile. E dall'altro invece la possibilità di accedere alla formazione per i dipendenti è limitata dal fatto che ci sono delle direttive che ci chiedono 28, poi 40 ore di formazione all'anno solo su alcuni ambiti, poi ne abbiamo altri obbligatori, quindi queste norme che sono impossibili, insostenibili, siccome non sono osservabili, diventano prive di valore. Allora, trovare un sistema che metta a valore, metta in efficienza domanda e offerta in modo da laserizzare l'ingaggio dei dipendenti, che delle volte è basso, e l'efficacia del cambiamento, l'impatto che quella formazione ha, diventa particolarmente importante. PNRR 172, questa è la competenza verso i cittadini in particolare, azione ovviamente approvata. Riuso delle FAD, questo è il punto in cui siamo, cioè la messa a disposizione della formazione anche per i dipendenti nella piattaforma Moodle. Coordinamento tra gli hub esistenti e i nuovi ETS che stanno per salire a bordo del progetto. La grossa criticità della 172 è l'obiettivo di aumento dei Digicomp rispetto al target quantitativo. Questo ha creato un cortocircuito importantissimo. Raggiungeremo il target magari sì, però con bassa qualità degli interventi, e quindi la difficoltà è proprio quella di calibrare sia l'uno che l'altro obiettivo, che delle volte divergono.
Anche qui domanda inespressa della cittadinanza. Ci sono fortissimi bisogni digitali che però non rappresentano una domanda espressa e quindi i cittadini faticano a capire il valore di andare a trovarsi le risposte. 1, 2, 3, PRF-ESR, quindi Open Innovation, Innovation Lab 2, azione approvata, attenzione alle tempistiche per dare continuità anche alle reti territoriali che stiamo tenendo vive con centri di facilitazione, quindi chiediamo un'anticipazione di 3-4 mesi sulle azioni, sulla timesheet che era stato immaginato, e necessita di un forte confronto di coprogettazione con i futuri destinatari se vogliamo dare poi valori di impatto. Campagna 25 e 26, anche qui azione approvata. L'idea è quella di trovare una formula che possa mettere in formazione cittadini e anche dipendenti, perché il dipendente poi deve essere il formatore del cittadino e deve essere il primo a capire, a sapere che cosa il cittadino dovrebbe imparare. Mi fermo. Grazie Alda, perché il tema della continuità o della sostenibilità delle azioni anche attraverso le risorse del PRF è un tema su cui stiamo lavorando e sicuramente raccoglieremo questi spunti per realizzarlo al meglio. Io do 2 informazioni di servizio prima di passare alle conclusioni all'assessore Calzavara. La prima, oggi no, dov'è? Non c'è? C'è la slide? Eccola qua. Tra le altre cose, come Regione Veneto, uno dei pochi bandi a cui partecipato direttamente, siamo anche sperimentatori del MAS, Mobility Research, cioè un'idea di mobilità nuova in cui uno attraverso un biglietto unico ha la possibilità di usare più mezzi. È una sperimentazione, se voi vi iscrivete mandando una mail a questa cosa è attiva da dicembre, ci date una mano. Non vogliamo in questo momento cambiare la mobilità del Veneto, però è un passo verso questa direzione, mobilità attraverso i sistemi pubblici di trasporto. Seconda informazione importantissima, l'aperitivo ci attende all'entrata sulla sinistra, mi dicono che è anche rinforzato, quindi state tranquilli, non c'è solo da bere, c'è anche da mangiare. Terza cosa, poi lascio per i saluti, ci fa piacere veramente vedere una sala gremita piena e questo vuol dire che stiamo lavorando bene. Come potete immaginare, questo è uno sforzo collettivo. Voi vedete sul palco l'assessore Di Pietro, Borgo, Masulo, ma poi c'è Antonino Mola, Nicola Freddo, Federica, Stefano, Maristella. C'è un gruppo di persone che tutti i giorni lavorano per voi e con voi, perché poi oggi siamo qui, ma in realtà lo fanno tutti i giorni dell'anno. Quindi vorrei un applauso per loro, che sono veramente l'ossatura della nostra regione. Assessore. Grazie, mi associo anch'io ai ringraziamenti a tutta la struttura che lavora tutti i giorni e credo che questo sia un plus che diamo come regione, questa idea di essere vicini ai comuni, che con una telefonata si cerca quantomeno di rispondere al telefono, poi magari non di risolvere immediatamente il problema, ma di prenderlo in carico e di cercare di elaborarlo e di risolverlo. No, ma io volevo ringraziare i coordinatori e i partecipanti ai tavoli per il risultato, perché queste giornate qua sono giornate interessanti e utili se poi emergono quello che è il bisogno, quello che è la necessità che chi quotidianamente è al fronte della pubblica amministrazione e sono i sindaci e gli amministratori locali che si rapportano costantemente col cittadino al quale viene che richiede dalla pubblica amministrazione sempre e di più risposte in tempi brevi e sicure soprattutto. E quindi credo che quello che è emerso oggi ci permette di iniziare un lavoro di sintesi e di continuare quel percorso di relazioni che è stato instaurato nel corso degli ultimi anni con la direzione ICT. Ci permette tra l'altro di iniziare anche concretamente a traguardare l'agenda digitale 2030, perché se sta terminando quella di questo quinquennio dobbiamo iniziare a capire quali saranno le nuove frontiere della pubblica amministrazione nell'innovazione digitale e con quelle caratteristiche che contraddistinguono anche il percorso fatto nel corso di questi anni, che è quello di fare un'agenda digitale che coniughi un sano
realismo e pragmatismo veneto, e quindi dica le cose che si possono fare e che si devono fare nell'arco con le risorse che sono a disposizione, ma che abbia anche una visione di quello che potrebbe essere l'evoluzione e le necessità del futuro di una regione importante come la nostra. Tenere assieme queste due cose credo che sia estremamente importante, perché dà l'idea a chi è portatore di innovazione come voi che trovi dall'altra parte una regione capace di comprendere quali potranno essere le opportunità e necessità di un settore così innovativo come quello che voi affrontate ogni giorno. Noi ci proviamo anche qualche volta sperimentando. Non so se qualcuno di voi è andato a pagare il bollo auto nel corso delle ultime settimane. Vi ricordo, siccome sono anche assessore al bilancio, quindi vi ricordo che la Regione del Veneto sta in piedi grazie al bollo auto, quindi domani credo che sia l'ultimo giorno per qualcuno. Chi si è dimenticato vada, che ne abbiamo bisogno. Stiamo, ad esempio, coniugo l'utile al dilettevole, perché stiamo provando una prima applicazione di intelligenza artificiale generativa che può essere uno strumento di ulteriore aiuto nei confronti dei cittadini che chiedono al sito, chiedono alla regione, chiedono al comune in maniera sempre più facile delle informazioni, e che stiamo affinando giorno per giorno, speriamo in un prossimo futuro possa essere ancora di più uno strumento di interazione tra le informazioni, tra la mole di informazioni e di documenti che la Regione fa nel corso di un anno e il bisogno di un cittadino di avere una risposta in tempi brevi. Rimane poi sullo sfondo, credo che lo abbiate anche inserito in uno dei tavoli, quello che vi chiederà ogni vostro collega che fa da 10 anni la stessa delibera ogni anno e che vi dice: ma quando è che l'intelligenza artificiale può non farmi fare più questa delibera, perché tanto è un copia e incolla e basta migliorarla soltanto o aggiornarla nei numeri. E quindi noi come Regione stiamo cercando di capire tutte le implicazioni, le difficoltà, anche la pericolosità di inserire una moltitudine di dati a disposizione di tutti rispetto ad alcuni documenti che devono rimanere nell'ambito della pubblica amministrazione, non possono essere divulgati tutti proprio a uso collettivo, ma cercare di far sì che l'intelligenza artificiale e l'evoluzione che avrà nel corso dei prossimi anni possa essere uno strumento utile alla pubblica amministrazione, che possa far sì che quei processi ripetitivi possano essere delegati a qualcuno che ormai lo fa in maniera automatica, e si possa invece sempre di più utilizzare la mente umana, la sensibilità umana per andare a raffinare il documento conclusivo. Ecco, credo questo sarà un po' il percorso che vedremo di sviluppare nel corso dei prossimi anni, e che naturalmente può vedere la Regione poi trasferire anche in particolar modo ai piccoli comuni questo tipo di strumento che possa essere certificato e dia le garanzie che si possa utilizzare con una certa tranquillità nella legalità e nella tranquillità, che poi l'atto che viene approvato abbia tutte le caratteristiche e nessun tipo di pericolosità. Ecco, questo in particolar modo io mi trovo anche, lo ha detto più di qualcuno, insomma, come assessore invece agli enti locali, di dovermi un po' preoccupare di quei 300 comuni, insomma, dove il responsabile dell'ICT è, nella migliore delle ipotesi, un geometra con la passione dei computer, insomma, che non ha il tempo e la competenza per seguire un'evoluzione di questo genere, e quindi c'è la responsabilità da parte di una regione come la nostra di creare le condizioni, di dare degli strumenti che possono essere utilizzati al meglio anche dalle piccole amministrazioni, che rischiano di non avere strumenti e personale per dare delle risposte ai loro cittadini, ampliando ancora di più quel gap tra cittadini di serie A e cittadini di serie B, che invece la trasformazione digitale e tutti i processi che stiamo vivendo dovrebbe invece portarci verso
essere tutti cittadini di serie A, ad avere pieni diritti, avere piena comunicazione e la capacità di relazionarsi con la pubblica amministrazione, sia essa comunale che regionale. Questo è un po' l'obiettivo, ci proveremo, insomma, però credo che finché troviamo una collaborazione bidirezionale come si è svolta questa mattina, io sono fiducioso che riusciremo a mantenere questa leadership anche nazionale rispetto ad alcuni processi, penso a quello dei pagamenti, che vede il Veneto essere la prima regione in Italia per pagamenti. Vuol dire che quando facciamo le cose le facciamo bene e i cittadini ci riconoscono. Grazie a tutti e buona giornata.